Ma li portiamo i soldi per questo locale qua? Non vorrei che questa musica non la mettono un culo piano piano. Ah, c'è cagazzo. C'è successo stavolta? Ti rendi conto? Che non è più possibile gli stemare come si deve? Che cazzo stai dici? Che gli stiamo come un turco. Anzi, le turche gli stiamo come a te ormai. Sì, la pizza dello papa, Ede. Vedi? Qui c'è la pizza dello papa, non gli stemma, Ede. Che c'è? Sì? Proprio questo è il problema. Ormai queste puttanate stanno sopra la lenca di tutti. Ma tutte! Nel senso che tutti i cristiani gli stemano? Tutte! E se ne vantano pure. Ci vede? Pure uno qualsiasi preso dice porca madonna e dopo lo vede tutto bruciato. Come ci sarà rascato 10 vagnette in una stessa sera. Tipo montato di capo. Hai capito? Bravo. O dimostra fa casina che è diventato mascolo amaro, non sai? Io tenevo anziano ma che erano capo gli stematori. E ma dici le cose giuste. Era pure un motivo pericoloso. Altri tempi, Già, altri tempi. Sì, io vedo. Capì? Ma tutti quando dicevano porco Dio, non stai più gusto, non stai più religione. Ci lo dicono tutti, non è più una stemma. Vabbè, ma qua cazzo è il tuo problema tuo, si può sapere? Bisogna trovare nuove maniere per gli stemma. Addirittura. Innanzitutto bisogna capire chi c'è la stemma una volta faceva l'effetto che faceva. Sarebbe a dire? Era a dire quello che faceva più a contrasto assoluto possibile con le cose che erano sacre. Tipo? Cristo ha mai ucciso un conuno? No, ovviamente. E allora le muerte di Cristo, per dirne una, va. Poi Dio ha messo mai le mani in culo a qualche femmina? Ah no, ovviamente no. E allora, porco Dio! Dai, sì. Non gridare alle muerte tua. La Madonna, no? Basta, che ho capito. Come si fanno a creare gli stemmi nuovi allora? Bisogna trovare, oggi come oggi, quali sono le cose veramente sacre. Tanto ormai abbiamo capito che dalla chiesa nessuno se ne fotte più una minchia. Ma non è vero. Stanno un sacco di giovani che sono devoti alla religione. I giovani sono devoti solo che si fanno le margiale. Ma c'è stai dici? Ancora non ce l'hai capito, capisci? Sono vagnoni che vanno a messa solo perché non ce la facciano, che dicono non faccia a papà e mamma, che non se ne fottono niente dalla chiesa. Ah, tu dici che in privato poi non se ne fottono niente? Le margiale si fanno, Già, in privato, le margiale. Zitto, ma che cazzo stai ruccole? E caci tu, frate mie. Però vanno ancora allo catechismo. Allo catechismo, vedono altre femmine, se le memorizzano buone buone, tornano a casa e si fanno le margiale. Vabbè, e se non c'è la religione, c'è cosa sarebbe sacro tra lo 2018? Pensiamo un attimo. Ste pensi? Sì, tu stai pensi? Sì, sto penso che sei un cucchione. Ma vedi sei veramente un bastardo. Buonasera, signor Germano. Buonasera, Pia. Ehi, ci puoi mettere le orecchie a quello tavolo? E mi dici di che ne parlano, Gretoe? E tavolo 3, signore? Sì, dal suo tavolo dopo la porta. Sarebbero 5 euro per la legge della privacy. Ah, e ci ti paio la privacy non ci esiste più? Di base non ne fottano un cazzo della privacy, signore. Ah, Basta che stanno i soldi, vede? va bene, pieghi di sti 5 euro di Gesù qua, ne? A disposizione. Le faccio sapere più tardi. Beh, hai pensato c'è cos'è sacro oggi? La chiesa mi ha detto no, no? No, ne, ormai tutti gli stemano sopra la chiesa, pure i piccini. Non lo so. Lo pane? Ma, perché lo pane deve essere sacro? Boh, c'è saccio. Perché costa picca e non ci ti faccio morire. Vediamo, mo grido una cosa e tu vedi la reazione del cristiano, ok? Ok. Le muerte dello pane! Beh, come non reagito? Niente, Pascal. Manco tono cagato. E infatti, c'è idee di merda che ti vengono, o pane. E perché non lo dici tu? C'è cos'è sacro oggi? Ad esempio, se non ci lievi lo cellulare in mano a qualcuno, hai mai visto come se ne vanno in paranoia? Allora lo cellulare è sacro, mo? Può essere,
E qua sarebbe il contrasto assoluto dello cellulare? Cellulare scarico! Minchia. Cioè, ha funzionato? No, ma a differenza di prima non paro sono girato. Lo sapeva. Allora, vi dico. Forse PC oggi, il cellulare, non ci si chiama più così. Com'è che lo chiamano? Lo smartphone. Smartphone macchiato! Minchia. 3 sono girati mo. Lo sento che sto qui vicino. PC lo smartphone è sacro. Qui bisogna capire. Ma perché ormai i cristiani fanno tutto con lo smartphone. Vanno sopra internet, si mandano le fotografie fra di loro, sciopano. Se fanno le margiale. Eh. Aspetta. Ma forse le margiale sono sacre. No, Pascal, cambia direzione. Voglio, tutte le religioni prima o poi ne fanno un culo. Ma le margiale sono immortali. Sì, vabbè, Com'è che dici quella pubblicità? Un margiale è per sempre. vabbè, e qua sarebbe il contrasto assoluto di margiale. È facile. Questo è facile un margiale, ma non ci sburre mai. Ma che cazzo di discorsi? Margiale senza sburro. Ma ci si bacio? Minchia, ha funzionato. C'è altro? Non ci ti basta? Oi, e qui fissate con lo sole. Lo sole? Sì, ne? Non stanno pure quelli che si pensano che lo sole è sacro? Non lo so, c'è... Maledetto lo sole! ma c'è La luna puttana! c'è situazione. Vede, sto ancora a speranze, compà. Si può ancora yastemare. Stai solo da fatiano poco. Ma perché non ti acchi una fatia vera? La fatia è sacra, è vero Giovanni? No, 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 no. Era bocca nera della fatia! Allora signora, i due signori stanno parlando di trovare nuovi modi per riastemare. È tutto quello che ho sentito. Mi steme? E basta? Sì signore, le porto il conto che l'ha muerto Fa una cosa, portamelo conto allo tavolo 3. a disposizione, all'occorrenza. Fatia merda! Basta, me ne vado a casa io. Già, Ce ne ma vai. dove stai vai? Rimane qua. E non fai a cui non ci si può più stare. Che te trova gli steme non vede? E tu come lo fai a sapere? Che stavi tutto da mero. Già, io saccio tutto. Vabbè, c'è uomo, Germà, che te ne è venuto cazzo. Pascal ha detto che sape che tu stai trovi gli stemme nuovi. E beh, Ma stava così lontano. Come poteva far a sapere? Mientras tutto sto casino. e ci vuole mo, l'applauso? No, io saccio. Voglio solo che sapete che io saccio. Buono. Nah, ma c'è scambiato la bottiglia dello latte con quella dello whisky stamattina, Germano? Io saccio. Boh. Ah, ma non è che tu sapi c'è successo quella notte? Qua notte? La notte che mi è chiamata a sorda? No, ne pizzarro. La notte che arrestemmo Alfonso Panega sopra la griglia. Bascia a mare. Ah, Figa, finimmo in galera? e come cazzo lo fai a sapere? Io tu sapi. Tutto. Hai capito? Mannaggia, come mi fa? Io Vabbè, non ci voglio spiccio in galera. vabbè, pure che fosse, c'è il reato commesso per la legge. C'è stava lo divieto di grigliata sopra quella spiaggia? Che c'entra lo divieto di grigliata? Morro studio cristiano. Cannibalismo si chiama. Ah, pizza, e se venga l'era per qui? Ma per tutta la vita. Naggia quella carogna della luna in orbita delle meglie muerte e pizzicate dell'universo e le cornici mate di Saturno attaccate alla merda della terra puttana, mannaggia. Il conto, signori. Il conto? Come il conto? Sì, il conto. Il signor Germano ha detto di portare il conto al tavolo 3. Questo è il tavolo 3. Germano, questa me la paglia. No, questa vi da paglia voi, se no chiamo le forze dell'ordine stavolta. Sì, ti ho capito. Già, paglia tu stavolta, eh. Ma che è una volta che hai pagliato tu? Questa me la paglia, Germano. Ah, allora la paglia Germano. No, ne pizza, tu pagli mo. Germano poi me la paglia, a conto suo. E allora dica te li anticipo io e poi te li dai Germano, no? Signore, le soldi. Questo è pecora e nostre cose. Cioè, tu paghi quello che stai da pagare, mo. Germano poi me la paglia per sto sgarro che mi ha fatto, quando face pagare a noi. A noi? Ma sto paio io, ma tu non stai pagli niente. Maledetto smartphone senza internet squagliato. Ehi, beh, c'è che dite? Sciamone, C'è che dite? sciamone, dai, sciamone, me, sciamone.